Allora, come avevamo anticipato, Mao, ci sono due persone che scalpitano. Adesso ci sono delle piccole cose tecniche, ma che mettiamo a posto in un battibaleno, è Sì, vero, Mao? sì, C'è sì, sì, proprio- adesso forse ho capito qual è il cavo incriminato. Ha capito, c'è un cavo C'è un incriminato, cavo. ma abbiamo C'è un cavo insieme a noi e maledetto. invitiamo i nostri ospiti, i nostri amici ad accomodarsi su questo comodo divano, gli amici di Abbasso Impatto. Eccoli qua. Grazie. Tu ormai sei diventata una donna di spettacolo, perché aspetta che ti apriamo il microfono, cara Irene, che quest'oggi non sei sola, sei accompagnata da un cavaliere. Chi c'è insieme a te, Irene? Tommaso. Tommaso, lo diciamo per chi ancora non avesse ascoltato, sì. perché c'è un problema tecnico. No, me l'abbiamo risolto, risolto. dottore. Poi anche per fare per mettere qualche trappoletta, così diciamo all'inizio, perché agli è ospiti, anche farli bello. sentire a loro agio. Capito? Esatto, Anche è bello avere anche delle trappolette, quindi Irene e Tommaso a basso impatto, interessantissimo. Noi li avevamo avuti anche ospiti nella sezione outdoor, Outdoor, certo. outdoor. Cioè, proprio perché, allora, intanto sarete ospiti, chiaramente sarete presenti il 1° marzo in Piazza Madama Cristina, quando ci sarà l'Emporium, San Salvario Emporium. Sì, ma non dia gli appuntamenti a venire. Adesso parliamo, sono perché, qui scusi, e chiediamo loro cos'è a basso impatto. Noi sappiamo che si tratta di consigli che possiamo dare alla popolazione, che uno fa sì che si risparmiano dei denari, e quando si dice questo la gente è molto attenta, ma certo. soprattutto si salvaguarda l'ambiente. Verissimo. Dunque, Basso Impatto è un progetto pensato da Verde Essenza, società cooperativa, è basato sui gruppi d'acquisto solidali, quindi sull'economia collaborativa. L'idea è di fare degli acquisti Sì, che noi conosciamo unendo- perché si facevano che- con i pomodori. Bravissimo, con- quando si faceva la con passata la si verdura, comprava, bravissimo. Però qui abbiamo alzato l'asticella, perché siamo passati dall'acquisto solidale, E cioè, per i privati, invece adesso lo facciamo per i locali. Per i locali, Stiamo dottore. provando lo facciamo sia per i locali che adesso per degli eventi, stiamo provando a mettere insieme gli ordini, come si faceva una volta per fare la Pumarola, che si già. compravano i pomodori e se ne compravano tante in grandi in quantità. grandi quantità, così avevi un risparmio in più, sapevi cosa compravi perché andavi da quel produttore e avevi la Esattamente. certezza anche del prodotto. Noi facciamo esattamente questa cosa, lo facciamo però su alcuni prodotti, di cui vi parla Irene. Sì, Irene è esperta in prodotti. Adesso Vabbè, tu, lui è diciamo, più marketing, più Vabbè. presentazione, poi Non sono voglio divisi dirvi tutto come, io. non stia adesso a sfruculiare, Va sono bene, per organizzati dire che- così, scusi. che cosa- si dividono bene la palla, vorrebbe facciamo- tanti ospiti così. Poi, Sono il cavaliere peraltro, quindi... Caballero, Appunto. caballero, Allora, caballero. cedi il microfono Ah, a a Irene. Irene. Possiamo farla interattiva, tipo secondo voi di che prodotti hanno bisogno i locali, tutti i locali, I locali. ristoranti, birrerie, alberghi, di cosa hanno bisogno? Ma carta secondo me, carta, Bravo, dottore. bravo. Carta. Carta, che vuol dire carta igienica, Eh. carta per la cucina. un Esatto, sacco di i vari strofinacci in carta, Esatto, tovagliette e bravissimo. quant'altro. Quindi uno carta, poi E poi Bicchieri. bicchieri, ancora prima, plastica, no, ancora prima detersivi. bravissimo, Vedi, i detersivi. Bravo. preparatissimo. No, per certo, Esatto, perché prodotti per la se pulizia, non sono quindi sozzoni, saponi, quindi. detersivi, Certo. eccetera. E poi vabbè, si fa l'energia elettrica e Ah, ecco, gas, vedi, questo è anche quello, interessante. chiaramente. Adesso è tutto liberalizzato, quindi anche le bollette, queste cose qua. Ah, quindi voi lo fate anche con E le quindi fonti cosa di abbiamo energia. fatto? Abbiamo spieghi. selezionato dei fornitori di questi prodotti con dei parametri di sostenibilità, quindi sono stati definiti dei parametri che a partire dalle materie prime, i processi di produzione e di distribuzione Questo rendono- l'avete deciso, cioè l'avete abbiamo deciso, non è che ci voi siamo insieme a detti, degli esperti, esatto, chiaramente. esatto, perché Non parte te, Tommaso della- e basta, dico, c'erano anche, voglio dire, Ma no, no- no, parte della cooperativa Verde Essenza sono persone che fanno questo di lavoro. di lavoro, quindi Ma sono dottore, hanno competenti. preso dei finanziamenti, hanno fatto un concorso, hanno partecipato, hanno vinto, hanno preso un finanziamento europeo, qui è una Va cosa bene, era giusto per Bravissimo, lui è burocratica. preparatissimo. Cioè, La prossima volta è preparatissimo sul tema perché giustamente ne abbiamo parlato beh. già in Sì, Emporium. infatti è preparatissimo perché non mi ha passato le Ma cartelle, no, io mi stavo non spiegando. non faccia sui vetri, adesso il però solito, comunque, scusi Va bene, Tommaso, Tommaso, dice- lei sta dice- vada avanti a esplicare il suo progetto, non entri nelle dinamiche di coppia. Esatto. No, volevo dire che questi prodotti sono stati selezionati
informandoci rispetto a quelle che erano le richieste degli esercenti. Quindi è stato fatto prima un questionario che è stato mandato agli esercenti di San Salvario. Noi abbiamo cominciato facendo la sperimentazione su San Salvario e adesso la stiamo applicando negli altri quartieri. Sì, Quindi siete qui in prima barriera. avete Quindi costruito il carretto, poi avete chiamato il ciuccio, perché sennò Esatto. per far capire, perché non tutti, è vero, cioè, alcuni esempi sono così più semplici da capire, Cioè, da cogliere. per alcuni prodotti, per esempio la carta la usiamo tutti, era più semplice capire che insomma c'era bisogno da parte degli esercenti di averli, altri è stato un pochino più complicato e stiamo cercando di aumentare il numero di prodotti che Certo. offriamo. Quindi abbiamo cominciato come gruppi di acquisto, tutti vogliono i pomodori ad agosto per fare la passata, quindi si comincia dai pomodori, poi quando arriva l'autunno, non so, si passa Alle ai castagne, fasciani, alle castagne. la scarola, esatto, le Esattamente. castagne, e poi addirittura si arriva anche alle fonti energetiche, quindi energia elettrica e Esatto. quant'altro. Voi Peraltro, come diceva Irene, cioè, il tema non è energia elettrica in generale, ma è energia elettrica che è certificata e è stato fatto uno studio su quali erano i produttori di energia elettrica che avevano il minor impatto ambientale e solo 2 o 3 fornitori sono quelli da cui siamo andati e abbiamo chiesto di farci delle Certo. offerte che poi noi potessimo rigirare ai clienti di questo gruppo d'acquisto. ecco perché il comune denominatore è comunque il basso impatto, cioè, Sì, come oltre al denominatore è l'ecologia, quindi È anche l'ecologia, i certo. prodotti di carta sono dei prodotti che rispettano dei parametri di ecologia, sono tutti certificati Ecolabel. No, ma io dica la verità, dottore, lei adesso è dispiaciuto perché questo servizio lo fanno soltanto per i locali e non per i servizi, cioè per le persone Infatti, singole. perché, Perché se no lei andava direttamente lì, si faceva fare la spesa da loro. interessante, Era Ma in da- realtà non dare è una vero. lista. Lo non è farete, vero. lo farete. Allora lei ha fatto una domanda provocatoria per dire che cosa, Irene? Beh, che in realtà appunto a basso impatto è un progetto della cooperativa Verde Essenza. La cooperativa Verde Essenza ha una ecobottega in San Salvario, in via San Pio, dove ecco, si vedi. vendono anche questi prodotti ai privati, dove ci sono tra l'altro un sacco di altri gas, cioè gruppi di acquisto solidari, tra cui pomodori, pesce, Sì, carne. quindi si spazia da tutto. Ma, chiedo scusa Irene, ma perché lei ha una bellissima voce nel microfono, io sembra che sto parlando da un tombino, se me la puoi aggiustare. Ma cosa devo fare? E anche la voce, non è solo il microfono, Vabbè, è per anche la essere la voce, prima cioè, puntata, è la partiamoci sorgente. Adesso così, lei non vabbè. metta subito Scusi, cosa gliene frega Irene, quelle sono cose no, dovete sentire la Va voce. bene, ma questo è, voglio dire, informazione, ma anche un mezzo show, è vero? Ho Allora, capito, quindi appunto, dobbiamo dico, garantire, scusa se l'ho interrotto. Quindi, dalla domanda provocatoria di Mao, qui anche il singolo può venire Assolutamente. in via San Pio e dire io avrei bisogno Voglio la di... carta che viene da un certo... la trovi in negozio. Voglio i detersivi con vuoto a È rendere, chiaro. biodegradabili, che quindi rispettano tutti quei parametri lì, li puoi comprare da privato in negozio. Adesso una domanda, non dico... sporge, no, come dire, c'era un grande presentatore che aveva una formula per dire, Sì. è una domanda che viene un po' a tutti, ma voi Mi sorge spontanea. sorge spontanea, Sì. vero? Ma chi ve l'ha, cioè, perché vi siete presi questa briga? Giusto per capire, vi dico, con tante cose che ci sono da fare, da pensare, Sì, vero? sì, Mettere certo. su famiglia, che ne so, cioè, come vi è venuto? Ecco, lei per esempio, infatti. No, mi dica Irene. Dica. Irene. Ma è nel senso massimi sistemi proprio? No, anche un po' medi, dai, non proprio massimi. Vabbè, diciamo che siamo tutte persone che hanno molto a cuore il discorso ambientale. Quindi senza- etica, quindi per una... Sì, etica nello specifico in questo momento Legata sull'ecologia, no? sull'ecologia. E in generale sull'abbassamento dell'impatto delle nostre, principalmente, cioè, in primo luogo di noi come individui, perché comunque Voi poi è dovete, quello che fa avete la una bella differenza. responsabilità, perché non è che poi potete comprare bicchieri di carta, cioè voi siete i primi. Esatto. Quindi in realtà tutti questi progetti qua nascono prima di tutto da un'esperienza in Sì, prima personale. persona, no? Poi c'è stata l'occasione comunque con il bando Aperto, che è appunto un bando del Comune di Torino, di avere un finanziamento iniziale per far partire questo progetto, che quindi ha dato una bella mano, perché chiaramente questi progetti sono sperimentali, hanno anche un ritorno economico che
fa Sì, fatica, un po' lento, no? certo, Esatto. prima di vedere, come dire, le patate Però ci per va fortuna un adesso pochino di tempo. Ce ne vuole, Ma ce ne lei vuole, sì. esagera con E i cosa volumi, devo fare? Qua è e poi difficile, succede è tutto che difficile. vengono fuori le pernacchie. È difficile. E- Va bene, dottore, noi adesso, perché poi ci sono anche degli impegni che hanno i nostri, Sì, sì, va bene, possiamo io- dare soltanto, come dire, l'arrivederci Sì. a domenica Mi 1 stavo marzo. attaccando Sì, tra una l'altro, pezza. ma no, sì, no, dottore, mi è stato- piangere parlare di queste cose. No, però tra l'altro Emporium è uno degli eventi che in partnership con Abbassa Impatto cerca di ridurre appunto il proprio impatto in quanto evento, perché non si tratta solo di locali, ristoranti, ma anche di, ad esempio abbiamo lavorato con Torino Beve Bene e con il TEDx, proprio in quest'ottica di abbassare l'impatto anche di L'impatto questi anche eventi. legato agli eventi dove Esatto, tanta gente beve, tanta quindi c'è gente il si consumo di sposta, plastica. ma anche come la gente va a vedere un evento, con quale mezzo, cioè il discorso è interessante Ampio, ed è ampio. molto... E Emporium è proprio un po' il laboratorio di questa cosa. Emporium è quindi- un po' un laboratorio di tante cose, tra l'altro sono lì che mangiano e bevono quelli di Emporium, visti così sembrano un laboratorio Prego, dei vizi, prego. invece non è vero, Emporium sono molto attenti, hanno fatto un po' da come dire, apripista per molte situazioni. Va bene, allora ragazzi andate pure a fare i fatti vostri, visto che così siete, non vedete l'ora di andare a fare le vostre cose. Ringraziamo Irene e Tommaso Grazie. di Grazie. Abbasso Grazie. Impatto e ci vedremo ancora. Tra una decina Grazie di per giorni. essere stati i primi a essere intervenuti in questo edicolando Qui a chiamiamolo Dedi. indoor, dai. Indoor, va bene. Se vuole fare indoor, chiamiamolo indoor. Va bene, dottore, allora adesso noi un breve cambio palco e poi Sì, facciamo un breve cambio palco che vuol dire grazie ragazzi. Ecco, grazie. Ciao, 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 ciao. E noi avremo degli altri ospiti. Intanto il nostro grazie, fate un applauso perché è da lodare, è vero. Questa iniziativa tra l'altro si sta anche popolando, c'è un bel salottino di gente che mangia e beve, noi siamo a digiuno. vabbè, adesso vediamo di recuperare. Dico perché adesso almeno una adesso ce lo bottiglia facciamo d'acqua. portare qua, Sì, dottore, anche- sul tavolino, no? Non solo, Informa- anche solo una bottiglia d'acqua perché Beh, dopo un po' la certo, voce è chiaro, va via, va non è più scemando. impostata ma impastata, che è diverso. Sì, non è una bella cosa. Non poi. è una bella cosa, Per la ma voce. neanche brutta. Va bene, Neanche ma noi che faccio io? Perché Allora- io ho una scaletta fitta. Vabbè, quindi- adesso prendiamoci un attimo di pausa così ci prendiamo questa Sì, acqua che lei beviamo vuole un bicchiere e d'acqua, poi tra intanto 5 voi- minuti torneremo qui a parlare di plastica, di cose preziose e lo faremo sempre qui dal salottino di Edith. roba che inquina, plastica. Roba che inquina ma che invece noi così recuperiamo, Ah, cerchiamo ecco, di capire ecco, come. poi capiremo in che modo. Tra pochissimo, intanto voi continuate a fare quello che state facendo, non ci guardate. No, non ci guardate.